Una chiesa madre gremita di gente comune e di istituzioni politiche, civili e militari sabato scorso a Favara in occasione della Santa Messa di ringraziamento organizzata dal neosindaco Rosario Mancanella e dalla sua giunta. In prima fila visibilmente emozionata la moglie del sindaco, la signora Angela Longi, la squadra assessoriale ed i consiglieri. Presente anche le associazioni di volontariato. La Santa Messa è stata officiata dall'arciprete Don Mimmo Zambito. Ad animare la celebrazione il brevissimo gruppo armonico diretto da Gabriella Fazzi. Al termine della Santa Messa il sindaco Manganella ha poi recitato la preghiera dei politici di Papa Pio XII. Spero che questo popolo che ha sospinto con la democratica elezione il nostro sindaco, venendo a chiedere di fare questa preghiera, si sottometta all'ascolto della parola di Dio, non solo in questa celebrazione, ma per tutti i giorni della vita. E quindi più che un augurio è un'invocazione che facciamo a Dio. Noi sappiamo che coloro che reggono e hanno autorità, in un certo qual senso prendono il posto di Dio sulla terra e quindi o si sottomettono alle sue disposizioni o ben poco vale il loro governo. Questo vale per Roma, per Palermo, per Agrigento e vale anche per Favara. Ma ovviamente il comando è anche per noi che siamo cittadini, non manchi alla saggezza che invochiamo per i cittadini, per i nostri amministratori in questi tempi così difficili, non manchi alla loro saggezza la nostra onestà e la nostra capacità di rispetto delle istituzioni e di adempimento delle disposizioni legislative. Dopo il momento religioso, spazio alle tradizioni popolari con il gruppo Fabaria Folk che ha allietato in piazza Cavour i presenti. Ancora momenti musicali con le esibizioni di cantanti locali del cantastorie Nonò Salamone ed infine il gruppo Moon Live. A conclusione della giornata di ringraziamento, degustazione di prodotti tipici locali. Questa sera è stata una serata bellissima perché ha interessato non soltanto i giovani ma anche e soprattutto direi i bambini, i quali hanno potuto giocare e divertirsi attraverso le animazioni che sono state predisposte. Vorrei approfittare di questa emittente per ringraziare gli artisti, gli organizzatori, miei amici di questa grande e bellissima manifestazione di popolo che sicuramente avrà altri momenti che organizzeremo però questa volta non a titolo degli amici che mi hanno sostenuto in campagna elettorale, ma soprattutto per nome e per conto della città di Favara che su questo scommetterà anche il suo futuro.